a dire la verità, per aver capito che un po' alla volta diciamo di seguire insieme. È sempre abbastanza normale quando che è un cambiamento, una persona dopo tanti anni che non va a fare un'altra roba, è abbastanza normale che sia un po' di spaesamento, no? Però anche adesso le liste le cose pronte, i candidati l'importante è che tutti tirano fuori le idee e dopo insomma com'è che si dice che semina una un pochettino. Esatto. Ascolta, era l'idea che avresti fatto il capolista, ma l'idea che veniva da te o dagli altri? No, questa è una idea che aveva qualche amico, sapendo benissimo che non è che può tornare ovviamente a fare il presidente o altro, ma gli aveva detto, ma insomma dai, danno il nome che così all'opinione pubblica l'impressione che mentre sei in esilio, no? Che sei ancora qua, che ti dai una mano, e era stata fatta questa proposta con questo spirito, adesso non parleremo, ma credo che si potrà benissimo trovare altri modi per dare l'idea che comunque, anche se non sono più candidato presidente, eccetera, comunque quel che posso rifago per far andare avanti il progetto al quale ho lavorato tanti anni, che credo sia stato un progetto importante. Ascolta, De Mosna De Laurentiis, che pensi? Mosna è il candidato concorrente al nostro, e dunque come sempre in tutte le competizioni, che vuol che sia rispetto reciproco, fa una proposta che non è la nostra e naturalmente non spero che vinca il nostro candidato per le Rossi. Ho capito. Era il meglio con la Margherita? La Margherita le sta un partito molto importante, un periodo molto importante. Devo dire però che per il Trentino, pur avendo nome e simbolo in parte diverso, la ancora quello spirito lì, la porta avanti, lo spirito lì, cioè quello del partito territoriale, dentro la coalizione di centro-sinistra autonomista, però anche un partito molto aperto. Vedrete la lista dell'UPT sarà una lista veramente molto aperta, con tanti candidati che vengono da esperienze, da storie anche un po' diverse rispetto alle nostre, come è giusto che sia. Ascolta Lorenzo, so che ti sei di fretta, ma che pensi dell'Ugo Rossi? La prima cosa da fare sarebbe eleggere il presidente, che tutto sommato credo che abbia le caratteristiche e anche le qualità per poter fare bene con quei misteri. Sicuramente è una persona che avrà bisogno di tanto sostegno, di tanto appoggio, e anche lui come ho fatto all'inizio imparerà a fare mister nuovo e credo che se darà da fare come ho fatto e come farà venirà dopo di lui, se darà da fare per essere all'altezza di una tradizione della quale credo dovremmo essere molto orgogliosi, al di là dei colori politici, perché Trentino non è una situazione, non l'avevo mai trovata, è una situazione di disastro da chiamare il salvatore della patria. Ecco, grazie a Dio, con tutti i nostri difetti, è sempre trovare una situazione positiva da migliorare certamente, e così lo deve far mia, e così farà, spero, Ugo Rossi se il popolo lo elegge, e così farà anche in futuro quel che venirà. Ma ti sai che sta più contento che fosse su Packer? No, mi pareva abbastanza naturale che l'Ade Packer è il candidato, credo che non solo a me, ma a tutti si sarebbe aspettati questa cosa, il vicepresidente aveva imparato anche un attimino a togliere le misure, gente così, della provincia, comunque sarebbe stato assolutamente in grado di continuare il lavoro, però insomma bisogna rispettare decisioni personali, la dite no e punto. Ho capito, ma secondo te perché la mola all'Alberto? Questo sarà meglio che il domani per capirlo, quindi una volta se te il domani e ti riesci a capirlo sono contento che ti sia capito. Ho capito. Mi fa una ragione. Ho capito. Ascolta, ultime robe in fretta, sto governo mangia del panettone o no? Io credo di sì, nel senso che magari se gli vuole dargli una scorlata purtroppo, perché qua pare che
l'importante è avere interessi personali o di parte, interessi dell'Italia non è che sia proprio al centro dell'attenzione. Una scorrata magari sicuramente io vorrei dartela, ma non credo proprio che se ne votare subito, perché spero che sia ancora una maggioranza dei parlamentari che ha a cuore gli interessi dell'Italia, cioè, non solo il soldo. Te dici che magna anche la colomba pasquale? Ma la mia opinione è che all'Italia servirebbe un governo che almeno fino a tutto il 2015 stesse qua a occuparsi dei problemi degli italiani. Spero che questo sia anche l'orizzonte del governo Letta. Ho capito. Ascolta, quando zona sta l'Oppio Busa Benedetta, secondo te chi è il mandato provinciale decisivo per sta l'Oppio Busa o dovremmo aspettare altri 30 anni? Per quanto mi ricorda lì ormai i progetti erano abbastanza definiti, però questa è una questione che bisogna rivolgere ai futuri governanti della provincia, non ai passati governanti della provincia. Ho capito. Lorenzo, l'ultima roba, coi sigaretti come va là? Come va? Ho smesso di fumare diversi anni fa, 9 anni fa se non sbaglio, mi concedo qualche toscano senza aspirarlo qualche volta, secondo ormai una tradizione, quindi finora riesco a finire porta. E la panza con le trattorie del Trastevere? Moderato, equilibrato, e direi che resto abbastanza nel peso. Ho capito, non te sei della compagnia di ottobre allora, no? ognuno ha le sue abitudini, ma mi pare che anche il Mauro sta molto attento ai costumi. Ho capito. Senti, l'ultima proprio roba, il nostro presidente della Repubblica indipendente, Livo Bertamini, ha detto da Mim, e la fa una buona parola con Papa Francesco nell'ultima udienza che ha avuto col Pullman Cisle per l'ambasciata tua nella Santa Sede. Questo perché se casca il governo dice Lorenzo resta nel Fodano in Bastì, qualcosa bisognerà tenere a Bem o perché ti devi in Parigi mi parla una volta. No, a dire la verità staria più bene a Frank che in giro per il mondo ambasciate. Però non mettiamo limiti alla divina provvidenza. Ho capito. Lorenzo, grazie, ricordo della nostra Repubblica. Libera Repubblica. Ecco. Ciao.